Eder, Mech, Pallister. Portachiavi con lo spago o portachiavi in legno? Nell'ultima puntata di Quarto Grado si è tornato a parlare del capitolo chiavi di riserva. E quando la questura è venuta da me mi ha detto sono venuti a provare le chiavi che abbiamo trovato nella borsa di Liliana, e io ho detto ma queste qua sono le chiavi di riserva che avevamo qua nella scatoletta, nella casettina dove tenevamo tutte le chiavi. Io so che c'erano delle chiavi di riserva, però non saprei dirti com'erano. Strano che non abbia usato queste portachiavi per mettere con tutti i portachiavi che abbiamo. Loro avevano tanti portachiavi in legno e Sebastiano infatti si dice sorpreso da queste chiavi col portachiavi con lo spago. Quindi l'utilizzo dello spago dovrebbe rappresentare un'anomalia. Eppure Sebastiano, quando vedrà quelle chiavi con lo spago, le riconoscerà subito come quelle di riserva. Non penserà al portachiavi in legno. Ecco infatti cosa aveva risposto mesi fa alla stessa domanda di inizio video. Gli investigatori sono venuti da me dopo parecchio tempo con queste chiavi, mi hanno detto guarda queste sono le chiavi che abbiamo trovato nella borsa di Liliana, e sono venuti qua per provare se sono veramente queste, hanno provato tutto. E ho detto guardate, sono legate col spago, sono le chiavi di riserva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.